Amici sportivi, eccoci qui per un nuovo video per il settore giovanile del Montecchio Maggiore che questa settimana è gentilmente offerto da FB Impianti Elettrici, li trovi in via San Pio X 32 a Montecchio Maggiore. Un grazie anche ai GAM SRL, li trovi in via della Tecnica 21-23 a Montecchio Maggiore. E un grazie anche a Commit SRL con sede a Veggiano in via dell'Industria 23. Andiamo a vedere insieme le immagini del match. Sconfitta indolore per il Montecchio Maggiore di mister Cesarano che capitola 1-0 contro il Treviso grazie al gol di Ventura segnato appunto per i trevigiani. Il Montecchio Maggiore ricordiamo che già sabato scorso aveva vinto il campionato, classifica finale che vede quindi Montecchio Maggiore 69 punti, Monte Prodeco 67, Campodarsego e Treviso 60, quindi Montecchio Maggiore che accede direttamente agli ottavi di finale in programma il 1 di giugno, mentre il Monte Prodeco salta il primo turno playoff e attenderà la vincitrice dello scontro tra Campodarsego e Treviso. Per quanto riguarda le statistiche, capocannonieri del girone con 19 gol Esteban Borda del Chions, con 13 gol a pari merito Bassit Abdul Muntar del Montecchio Maggiore con 13 gol e Matteo Cecchin del Bassano e Tommaso Carlesso e Dario Ivan del Chions. Per quanto riguarda invece i migliori attacchi, con 61 gol a pari merito Monte Prodeco e Charles Buzzane, Montecchio Maggiore con 60. Per quanto riguarda invece le difese, miglior difesa il Monte Prodeco 23 gol, a 24 invece a pari merito Montecchio Maggiore e Campodarsego. I ragazzi di mister Alberto Fanton degli allievi regionali Under 16 si sbarazzano per 4-0 del Malo grazie ai gol di Be, Ceruffi, Obrektovic e El Hamdi. A 90 minuti dal termine della regular season, il Montecchio Maggiore è secondo con 65 punti, un punto in meno del Villafranca Veronese e 3 punti in più del Calcio Caldiero Terme. Ricordiamo che passeranno alle fasi finali la prima classificata e la miglior seconda, quindi incrociamo le dita, a 90 minuti dal termine il destino è tutto nelle mani dei ragazzi di mister Alberto Fanton che appunto domenica prossima si giocheranno il tutto per tutto. Al comunale Gino Cosaro il Montecchio Maggiore in divisa rossa incontra il Longare in divisa azzurra categoria Under 14 sperimentali. Incontro che termina col risultato ad occhiali 0-0. I ragazzi di Mister Cosco non riescono a trafiggere la retroguardia del Longare Castagnero. In classifica Montecchio Maggiore sesto posto con 56 punti, Longare a nono posto con 31 punti. Domenica prossima si giocherà l'ultima partita con i ragazzi di mister Michele Cosco che affronteranno il Caldiero Terme. Per quanto riguarda la classifica marcatori, con il primo posto Luca Christian dell'Alto Academy con 27 gol, seguito da Marco Pagnin della Vigontina San Paolo 24 e Edoardo Gerosa Alto Academy con 23 reti. Per quanto riguarda invece i migliori marcatori del Montecchio Maggiore, da segnalare al primo posto Emanuele Pastore con 12 gol, seguito da Leone Zoppelletto 11 e da Lorenzo Orefice con 9 gol.